Centro anch'io, centro anch'io. Ben ritrovati, dite la verità, in questo momento vi state chiedendo come sarà fatto un corsaletto da piede di un ufficiale dell'Anzichenecchi? E ve lo mostriamo noi e lo potete vedere anche nel Museo delle Armi Luigi Marzoli, il museo della nostra città. Restate con noi che poi vi raccontiamo il dialetto. Il corsaletto da piede appartenuto a un ufficiale dell'Anzichenecchi nell'esposizione è abbinato a uno spadone a due mani, sempre prodotto in area germanica e grossomodo coevo. Gli uomini armati di questi corsaletti erano spesso impiegati come picchieri o dotati di spadone a due mani per spezzare le punte delle picche avversarie, prima della carica della cavalleria. Rieccoci qui, non ci siamo spostati, anzi un pochetto sì, perché siamo andati al centro commerciale Iper Simpli in via Valle Camonica e nell'esattezza al ristorante Pizzeria Il Grillo Verde, perché qui andiamo ad interrogare su questo proverbio. Alle scete che sa spuso con l'innocenza, poi alle piante le fa la riverenza. Dà l'idea, la brava ragazza viene riverita dalle persone che le stanno attorno, addirittura le piante possono fare questa flessione verso di lei. Queste brave ragazze, signori, ci sono ancora? È probabile ci siano, probabilmente ci saranno quelle che hanno punti di vista diversi. Noi aspettiamo le piante che si pieghino, eh. Siamo sempre in attesa. Sempre al massimo viene su un po' di vento, le possono piegare solo un po' il vento. Può darsi, bisogna aver fiducia. Laura, che bella giovane, eh? Direi che... Una volta da che? Una volta da che? Laura, tu sei di? Sono veneta. Sei veneta. Di che paese si può sapere? Padova. Di Padova. Allora, vediamo un po' se qualcosa col dialetto bresciano lo capisci. No. Poco Senti. Alla sceta che sa spuso con l'innocenza, anche le piante le fa la riverenza. Dai, padovana. Dai, Lauretta. pubblico. Dai, Laura, alla sceta che sa spuso con l'innocenza. Tu sei sposata, Laura? Ti sposerai? Che no. Magari con lui? No, è già sposato lui. Già è sposato. E alla sceta che sa spuso con l'innocenza, le piante le fa la La riverenza. ragazza che si sposa con innocenza, Anche le piante che fa la riverenza. che le piante le fanno la riverenza. Tu ti sposerai con l'innocenza? Certo. La ragazza che si sposa con l'innocenza, anche le piante fanno riverenza. Che significato ha? Chi è la ragazza che si sposa con l'innocenza? Ce ne sono ancora? Poche. Di piante che si piegano ne vedi tu? Non tante, col vento forse. No, ce ne sono ancora, almeno credo che ce ne sia ancora. È un detto vecchio, non è più usato adesso, però speriamo che valga ancora, dai. Alla sceta che sa spuso con l'innocenza, anche le piante che fa la riverenza. Alla ragazza che si sposa con l'innocenza, con la castità, con la purezza, anche le piante fanno la riverenza, si inchinano a lei. Qui di piante non ne vediamo, meglio così. Grazie, alla prossima, ciao.